Oggi voglio portarvi con me per fare un tuffo nel passato, ma un vero tuffo. Circa 40 milioni di anni fa, dove oggi vediamo le colline di Verona, non c'erano vigne o edifici, ma un antico mare tropicale, ricco di coralli e pesci coloratissimi. In queste acque viveva un animale molto speciale, il Prototherium. Andiamo a conoscerlo. La nostra piccola esploratrice Anastasia ci sta accompagnando attraverso le sale del Museo dei Fossili di Ronca, in provincia di Verona, per mostrarci la sala dedicata a questo curioso animale del passato. Ed eccolo, guardatelo bene, sembra un incrocio tra una foca e un piccolo ippopotamo, vero? Ma in realtà è un antichissimo parente dei dugonghi e dei lamantini che vivono ancora oggi nei mari caldi. Il Prototherium era lungo circa 2,5 metri, aveva un corpo a forma di siluro per scivolare bene in acqua e due pinne davanti che usava come timoni. Ma cosa faceva tutto il giorno? Beh, era un tipo tranquillo, nuotava pigramente vicino alla riva e usava il suo muso rivolto verso il basso per brucare le alghe e le piante marine sul fondo, proprio come una mucca fa con l'erba nel prato. I suoi fossili sono stati ritrovati in questo luogo magico chiamato Ronca. I ricercatori hanno trovato nella roccia questo scheletro quasi perfettamente integro e questa lastra contenente alcune ossa. Il Prototherium ci insegna che il mondo è in continuo cambiamento e dove oggi noi camminiamo, un tempo regnavano i giganti del mare. Il nostro viaggio termina qui, ma ricordate, la prossima volta che vedrete un lamantino in un documentario, pensate che si tratta proprio del pronipote del nostro amico di Verona, il Prototherium. Alla prossima!